benvenuto a questa conferenza. Vi porto anche i saluti del direttore, dottor Stefano Campagnolo, che non ha potuto essere presente, nell'ambito di una collaborazione ormai di lunga durata con il Comitato di Venezia della Società Dante Alighieri. Oggi presentiamo una conferenza di Luca Lombardo. Il titolo è Venezia nella vita e nell'opera di Dante. Lascio ora la parola alla professoressa Mamoli Zorzi, presidente del Comitato Veneziano della Società Dante Alighieri. Io vorrei ringraziare la Biblioteca Nazionale Marciana, si sente? Qui rappresentata dalla dottoressa Giaccheri, che ci ha molto aiutato in tutta questa preparazione, e vorrei ringraziare anche il suo direttore Stefano Campagnolo per l'ospitalità di oggi, ma anche per l'ospitalità e la collaborazione con il nostro comitato che, come ha detto la dottoressa Giaccheri, dura da un pezzo. L'incontro di oggi è il secondo momento delle celebrazioni dantesche organizzate dal Comitato di Venezia della Società Dante Alighieri, in collaborazione con diversi istituti, la Biblioteca Nazionale Marciana, l'Ateneo Veneto, il Gritti Palace, il Salone Nautico e la Marina Militare, che hanno reso possibile il primo incontro, la lettura del canto 21° dell'Inferno all'Arsenale, con l'attore Beppe Arena, e l'ultima collaborazione è con la Procuratoria di San Marco, che ci ospiterà nella Basilica di San Marco per il terzo incontro il 29 giugno, quando Riccardo Held leggerà il canto 33° del Paradiso e avremo anche la musica del coro dei cantori veneziani diretti dal maestro Diana D'Alessio, e questo coro canterà il Padre Nostro e le Laudi alla Vergine, musicate da Giuseppe Verdi su versi di Dante. Come vedete, queste celebrazioni dantesche sono state rese possibili dalla collaborazione tra numerose istituzioni culturali della città, collaborazione che ci auguriamo che continui in futuro, e altre celebrazioni dantesche seguiranno in autunno con altre collaborazioni, in particolare con la Querini Stampaglia. Oggi i posti in presenza sono contingentati, ma il video potrà essere visto sul canale YouTube della Marciana e noi manderemo il link ai nostri soci. Per il 29 giugno avremo un maggior numero di posti in Basilica, ma chiediamo in ogni modo ai soci e agli amici di prenotarsi presso la Dante, info@ladantevenezia.it, perché i posti sono limitati. Ringrazio ancora la Biblioteca Nazionale Marciana, i presenti, l'oratore Luca Lombardo, che verrà ora presentato da Silvana Tamiozzo Goldman, italianista di Ca' Foscari e nostra vicepresidente, a cui cedo la parola, non senza avervi ricordato di abbassare o di spegnere i telefonini. Silvana. Allora, buon pomeriggio a tutti e un benvenuto e un ringraziamento anche da me, benvenuto al pubblico e un ringraziamento davvero al direttore della Marciana che è sempre stato ospitalissimo, anzi tutti i direttori della Marciana e anche quest'ultimo nei confronti della Dante Alighieri. Grazie a Luca Lombardo e due parole, proprio due, per non rubare tempo. Allora, Luca Lombardo ha un assegno dei più prestigiosi, quello Marie Curie, di filologia critica e critica dantesca a Ca' Foscari, dove in collaborazione con la Concordia University di Montreal conduce un importante progetto di ricerca sulla cultura toscana ai tempi di Dante, progetto di ricerca che ha la supervisione di Tiziano Zanato e di Dario Brancato. Brevemente, l'attività di ricerca di questo giovane studioso è concentrata fin dall'inizio su Dante, sulla letteratura italiana del 2 e 300, in volgare in latino, in particolare sullo studio della formazione intellettuale dell'Alighieri e delle fonti retoriche e filosofiche della sua opera.
Luca Lombardo si è occupato in generale anche dei prosatori del 200 e del preumanesimo fiorentino e padovano, da Brunetto Latini a Alberto Mussato. È nei comitati di redazione di riviste come l'Alighieri, Rassegna Dantesca, e le Tre Corone, rivista internazionale di studi su Dante, Petrarca e Boccaccio. Non sto a elencarvi i suoi titoli anche corposi, monografie e studi vari. Mi piace ricordare però brevemente che Luca Lombardo è stato allievo di Saverio Bellomo, rimpianto collega, presenza significativa anche per la Dante. Ricordiamo ancora, e non solo noi soci, le sue seguitissime, davvero belle lezioni dantesche a Palazzo Zorzi. E ricordiamo, diciamo, di Luca Lombardo, anche lui diciamo, come ha partecipato alla Dante, ha partecipato con una bella lezione su Brunetto Latini una decina d'anni fa, se non sbaglio, ma mi piace chiudere con un ricordo, diciamo, che mostra che in fondo la sua tastiera è anche più ampia di quella che vi ho detto. E tornando indietro di una quindicina di anni fa, nel 2007, il 5 maggio per la precisione, il più giovane, quindi di 15 anni, Luca, quindi ragazzino, era stato invitato da noi della Dante a Palazzo Papadopoli a una bellissima manifestazione intitolata Musica e Poesia a Palazzo, poesie d'amore da Dante a Giorgio Caproni, dove, accompagnato dalla violinista Paola Fasolo, aveva letto con efficacia e finezza testi di poeti famosi. C'era il suo maestro, c'era Saverio Bellomo, e lo ricordo molto compiaciuto sia della dizione sia del non facile rispetto metrico-timbrico dei testi del suo pupillo. E quindi ricordando anche che sul Saverio, sul suo maestro, ci sarà presto il 1° luglio, se non mi sbaglio, un convegno a lui dedicato a Ca' Foscari, all'Auditorium Santa Margherita, ma insomma vi sarà data una notizia più ufficiale. Gli do subito la parola ringraziandolo per questa sua lezione e la sua partecipazione su questo Dante veneziano. Grazie Luca. Vabbè. Dunque, Venezia nella vita e nell'opera di Dante, così non perdiamo altro tempo. Tengo il tempo, peraltro. Dunque, come si legge nella voce dell'enciclopedia dantesca dedicata a Venezia, è opinione di molti che la città di San Marco sia la grande assente del poema e degli scritti danteschi. In effetti, se è vero che Venezia non è mai diffusamente trattata nelle opere di Dante, pur altrettanto innegabile è la sua presenza, direi silente e costante, che si dispiega lungo tutta la traiettoria narrativa della commedia, a cominciare proprio dalla ben nota similitudine dell'Arsenale, attraverso la quale, nell'incipit del 21° canto dell'Inferno, Dante descrive la pena dei barattieri immersi nella pece bollente. Una qualche memoria di Venezia sembra inoltre attraversare anche le 2 cantiche successive del poema. Ma Venezia è poi anche una presenza non irrilevante nella biografia di Dante, a partire dalle circostanze della morte del poeta, perché, come sappiamo, secondo il cronista Giovanni Villani, Dante sarebbe morto tra il 13 e il 14 settembre a Ravenna, di ritorno da un'ambasceria proprio a Venezia presso il doge Giovanni Soranzo per conto del signore Guido Novello da Polenta. Questa comunicazione si articolerà quindi in 2 segmenti che corrispondono alle 2 principali direttrici di indagine in cui il problema del rapporto fra Dante e Venezia può essere declinato: l'opera e la vita. A cominciare dalla prima, non tanto, non solo perché è metodologicamente più economico muovere dai dati certi in nostro possesso, che in questo caso coincidono con la lettera del testo di Dante, quanto per la considerazione, a mio avviso quanto mai attuale, in un anno di celebrazioni e di imprese scientifiche dedicate alla biografia del poeta, che il nostro interesse di storici della letteratura e di filologi inquadri in primo luogo le istanze interpretative stimolate dal testo letterario, rivolgendosi quindi alla documentazione accessoria
storica, archivistica, eccetera, in una prospettiva integrata, che non manchi mai di privilegiare la comprensione dell'opera del poeta, cioè del solo messaggio che questi si sia realmente preoccupato di affidare alla posterità. Per questa ragione vorrei procedere dal testo al contesto, come si dice, a partire da una rassegna molto rapida, direi essenziale, di quei luoghi della commedia nei quali sembra affacciarsi la memoria dantesca di Venezia. Quindi quel che vi propongo è più che altro un dossier letterario che ripercorre le occorrenze di interesse geografico in chiave veneziana, seguendo l'ordine narrativo del viaggio compiuto dal pellegrino di Dante attraverso i 3 regni dell'aldilà. A questo punto sarebbe utile accedere al PowerPoint. Bene, dicevo, per ragioni di tempo tralascio di fornire coordinate bibliografiche con l'eccezione di qualche rinvio occasionale, pur non senza rilevare la relativa esiguità di studi dedicati al tema Dante e Venezia, segno più che di un reale disinteresse scientifico della rarità di appigli che tanto l'opera quanto la vita di Dante offrono un approfondimento su Venezia. Questa rassegna non può che muovere appunto dal primo luogo della commedia, che è anche il più famoso, in cui affiori una memoria veneziana. Siamo a Inferno 21, 1-21, in particolare i versi 7-18. Siamo nella quinta bolgia, dove sono puniti i barattieri immersi nella pece bollente. A loro è una pena atroce in ogni caso, perché se si arrischiano a cercare sollievo fuori dalla pece, trovano subito uno dei diavoli a dilaniarli con unghioni e uncini infernali, allusivi alla rapacità di quel vizio. Il canto si apre con l'immagine dei 2 pellegrini, Dante e Virgilio, intenti a discorrere di temi che l'autor ritiene irrilevanti all'economia del poema, di cui egli enuncia il genere letterario e il titolo, commedia. Aveva già chiamato così il poema qualche canto prima, Inferno 16, con questa accentazione alla greca imposta dal verso e in questa forma scempia tipicamente fiorentina, commedia quindi. L'osservazione di taglio metaletterario, con il poema che parla di sé in qualche modo, non è irrilevante ai fini della grande rappresentazione scenica che si dischiude di lì a poco. Non leggerò i versi per ragioni di tempo, ma li lascio appunto nella vostra disponibilità di lettura, sottolineando che dal verso 7 in poi si apre questa rappresentazione scenica appunto di Venezia, o meglio dell'Arsanà dei Viniziani. Forse potremmo rapidamente leggere questo. Quale nell'Arsanà dei Viniziani bolle l'inverno la tenace pece, a rimpalmare i legni lor non sani, che navicar non ponno, in quella vece chi fa suo legno novo e chi ristoppa le coste a quel che più viaggi fece, chi ribatte da proda e chi da poppa, altri faremi e altri volge sarte, chi tarzeruolo e artimon rintoppa, tal, non per foco ma per divinarte, bollì alla giuso una pegola spessa che inviscava la ripa d'ogni parte, eccetera, eccetera. L'analisi stilistica di questa prodigiosa similitudine veneziana è stata elegantemente condotta da Saverio Bellomo, ricordato poc'anzi, che ha evidenziato nel lessico dantesco, così intriso di tecnicismi marinareschi e di lemmi popolari, ma anche di evidenti ammiccamenti alla lingua veneziana del volgo. Si pensi ad Arsanà e Pegola, che sono varianti venete per arsenale e pece, l'adempimento di un disegno stilistico preordinato dal principio retorico medievale dello stilus materiae, come si direbbe, secondo cui in poesia lo stile deve sempre corrispondere alla materia. Così qui la commedia annunciata in apertura del canto si compie nella rappresentazione dell'Arsenale di Venezia, che a sua volta fungerà da preludio alle atmosfere popolaresche da cui è avvolto l'intero episodio dei barattieri. Ma la forte allusività metapoetica di questo luogo e la vivida memoria veneziana che esso sprigiona apparivano già ai primi lettori del poema,
la cui testimonianza è fondamentale per noi allo scopo di inquadrare meglio i contorni storici della visione dell'Arsenale alla quale lo stesso Dante avrebbe potuto avere accesso. Quindi passerei rapidamente in rassegna le glosse più significative che fungono da cassa di risonanza e a volte da complemento interpretativo della fantasia del poeta, meglio oggettivizzata in una sorta di prospettiva storico-cronachistica. Ecco, per esempio, qui si vede il bolognese Jacopo della Lana, e si dimostra molto attento conoscitore del luogo descritto dal poeta, dando prova di quella che sembra un'esperienza autoptica, cronologicamente non distante dalla biografia dantesca. Se il Lana ha visto l'Arsenale, insomma, questo doveva trovarsi nelle stesse condizioni in cui poteva essere apparso pochi anni prima, proprio alla Alighieri. Ho evidenziato i passi di maggiore interesse all'interno delle glosse, che non leggo per ragioni di tempo. Più o meno negli stessi anni, persino un frate domenicano, anzi in realtà carmelitano, come Guido da Pisa, sembra destreggiarsi nella memoria dantesca dell'Arsenale, dicendo appunto che est Arsanà una magna habitatio in qua sunt plurime domus in quibus naves nove fabricantur, eccetera, eccetera, un latino facilmente comprensibile. E ancora l'ottimo commento, l'ottimo commentatore che per la prossimità biografica a Dante, ricordiamo che è fiorentino e afferma di aver conosciuto di persona l'Alighieri, è meritevole di qualche considerazione. Anche nelle chiose selmi, molto modeste per levatura culturale, si nota questa digressione esegetica che aggiunge un'informazione sull'Arsenale forse desunta dal testo dantesco o forse da un'esperienza diretta del cantiere veneziano, cioè la moltitudine dei lavoratori che vi si trova. E sempre v'è gente a lavorare, si legge alla fine della chiosa. E ancora, oltre 2 secoli più tardi, persino nel commento del lucchese Bernardino D'Aniello, interessante per Venezia perché a Venezia fu stampato nel 1568, ancora si scorge la meraviglia che poteva suscitarsi alla vista dell'Arsenale, paragonabile forse a quella che Dante vuol suscitare nel lettore e che forse egli stesso provò nel trovarsi di fronte a quel cantiere. Ora, venendo poi a strumenti più vicini a noi nel tempo, possiamo vedere come l'interpretazione del passo in questione approdi nei secoli a una determinazione sempre più precisa della memoria veneziana di Dante. Peraltro questo lemma complesso, difficile da comprendere per i primi commentatori dell'età moderna, Arsanà ha una fortuna piuttosto contrastata nelle edizioni della commedia, le quali non sono ancora sorrette dal metodo filologico prima dell'edizione di Witte, quindi negli anni 60 dell'Ottocento, facendo registrare le perplessità linguistiche dei commentatori sette-ottocenteschi del poema, intenti a procurare lezioni alternative o chiavi di lettura semantiche del lemma, a loro avviso più soddisfacenti del pur corretto e rarissimo dantesco Arsanà. Dunque, soltanto un commentatore linguisticamente avveduto come Tommaseo accoglierà la corretta lezione Arsanà, introducendo poi una fine riconsiderazione del lemma sul piano stilistico, che ne rischiara la funzione nel contesto comico in cui esso ricorre. Scrive Tommaseo: così la poesia si fa cortigiana per davvero. L'origine araba del lemma veneziano è poi riconosciuta finalmente alla fine dell'Ottocento, per esempio da un commentatore come Scartazzini, il quale con un certo fiuto etimologico riporta l'ascendente bizantino del lemma, attestato in un glossario medievale del Ducange, ma anche quello arabo, che va detto per onor del vero che era stato rinvenuto per primo dal Muratori. Bene. Peraltro, seguendo un prezioso volume, uno studio di Barozzi su accenni a cose venete nella Divina Commedia, già Scartazzini ci dice
qualcosa di più del passo dantesco, provando a precisare storicamente le fattezze dell'arsenale descritto da Dante, che non corrispondono a quelle dell'arsenale a noi noto, naturalmente, ma a uno stadio coincidente con un ingrandimento che sarebbe avvenuto per volontà del doge Pietro Gradenigo nell'anno 1303, proprio quando è presumibile che il poeta fiorentino lo vedesse con i propri occhi. A questa glossa sembrano rifarsi poi commentatori successivi, tra cui un curioso sacerdote padovano, Giacomo Poletto, che nel 1894 pubblica un commento alla commedia e per primo si pone il problema della eventuale conoscenza diretta dell'arsenale da parte di Dante. Cioè Dante l'ha visto o l'ha soltanto immaginato? Ipotizzando che se di esperienza autoptica si tratta, allora questa dovrà ragionevolmente collocarsi nell'anno 1306, quando egli crede che il poeta si trovasse a Padova, ma di questa notizia non abbiamo prova, o nel 1321, quando con più certezza sappiamo che Dante si recò a Venezia come ambasciatore di Ravenna, ma dovremmo notare che quando anche Dante avesse visto l'Arsenale in quell'occasione, la similitudine di Inferno 21, considerata la cronologia del poema, non potrebbe avere alcuna correlazione con quella visita. Dunque, a un'esperienza autoptica faranno riferimento i commentatori successivi e solo negli ultimi anni, direi nel secondo Novecento, l'ipotesi dell'esperienza autoptica dell'Arsenale viene revocata in discussione. Cioè ci si pone seriamente il quesito se Dante abbia davvero visto questo luogo e si tende a propendere per un'ipotesi, per una risposta negativa a questa domanda. Riguardo alla possibile visione diretta dell'Arsenale da parte di Dante, limitandosi a considerare la lettera del testo, recentemente Giorgio Inglese non la esclude. Anzi, nella sua vita di Dante ne proporrà la collocazione nell'anno 1304, ma puntualizza come qui emerga, da consueta padronanza del lessico tecnico da parte di Dante, che, essendo esperto di lemmi afferenti al campo semantico della navigazione, potrebbe avere posto la competenza linguistica a frutto di un'autentica memoria visiva. E così ancora Bellomo sottolinea l'uso compiaciuto, sì, di tecnicismi, che non solo concorre alla precisione descrittiva della scena, ma obbedisce appunto, come dicevo, alle prescrizioni dello stile comico, puntualizzando però come non vi siano elementi nella ricostruzione dantesca che implichino, cito, alcuna esperienza autoptica, quantunque probabile, dell'Arsanà stesso. Ora, una memoria latamente veneziana, che è stata detta memoria topografica di luoghi prossimi a Venezia, anche se compresi al tempo di Dante in territorio padovano, emerge poi dal racconto dell'anima penitente di un morto di morte violenta, anzi violentissima, come il fanese Jacopo del Cassero, cui nel 1298 i sicari di Azzo VIII d'Este inflissero ferite così profonde che egli vide le sue vene farsi in terra laco. Venezia non è mai apertamente citata qui, ma rimane sullo sfondo della vicenda storica che il poeta ripercorre. Anche qui, per ragioni di tempo, non leggerò tutte le terzine, ma quelle maggiormente interessanti nell'ottica del nostro discorso. Ma s'io fosse fuggito inver la mira, quando fu sovraggiunto ad Oriaco, ancor sarei di là dove si spira. Cioè, in altre parole, se fossi fuggito verso Mira, questo borgo noto, immagino a tutti, sul canale del Brenta, poco lontano da Oriago, appunto, sarei ancora vivo. Anche di questo evento conservano vivi da memoria i primi commenti della commedia, dai quali si traggono informazioni taciute dal testo di Dante, come la notizia secondo cui Jacopo, prima di cadere nell'imboscata di Azzo d'Este, e anzi proprio con l'idea di eluderla, si era recato da Fano a Venezia via mare, e che, confidando nell'amicizia e protezione dei veneziani, aveva fatto conto di proseguire da lì, facendo il giro largo, diciamo,
il viaggio che attraverso Padova lo avrebbe condotto a Milano per assumere l'incarico di podestà. Tutte queste informazioni ce le dà, per esempio, l'ottimo commentatore nella chiosa che qui vi riporto e che possiamo leggere, per esempio, nella parte iniziale e in quella finale. Qui tratta l'autore della morte di Messer Jacopo del Cassero di Fano, il quale fu morto per assessini tra Oriaco e Vinegia nel distretto di Padova, nelle valli, e poi alla fine e venne per mare infino a Vinegia. Poi, quando volse andare a Padova, quelli, cioè i sicari di Azzo d'Este, che erano a sua caccia, sì, lo uccisono nella valle d'Oriaco. Le stesse notizie saranno poi riportate da altri commentatori, che per ragioni di tempo non cito, mentre però in un testo piuttosto interessante come Le chiose cassinesi alla commedia viene riportata la notizia secondo cui l'esecutore materiale del delitto fu un certo Marcone da Mestre, venuto a Oriago appositamente per l'occasione da Treviso, dove forse era ospite del signore Gherardo da Camino, e che questi amputò a Jacopo la coscia e i genitali, lasciandolo a morire nel lago di sangue di cui in effetti parla il poeta. E la chiosa lo dice piuttosto apertamente, senza bisogno che io la legga. Tra l'altro, da un altro commento tardo trecentesco, Le chiose Vernon, ricaviamo un dettaglio dirimente, e cioè, contrariamente a quel che tutti i commenti alla commedia editi nella storia riportano, secondo cui la strada da Fusina verso Padova sarebbe stata percorsa via terra, Jacopo, che si era recato a Venezia via mare, proseguì allo stesso modo il viaggio da Venezia a Oriago, cioè per via marittimo fluviale, direi. Quindi soltanto a Oriago uscì di nave, cioè lasciò il fiume per venire effettivamente assassinato dai sicari che lo avevano raggiunto, forse via terra. Ecco, questo è il passo interessante. Andando per Vinegia per andare a Padova e giunto a Oriaco uscì di nave e montò a cavallo, insomma le cose non gli andarono troppo bene. Così acquisterebbe peraltro molto più senso l'espressione di rammarico per non aver proseguito il viaggio in ver la Mira, allusiva evidentemente all'abbandono della navigazione verso Mira, no? Che lo avrebbe condotto a Padova da Venezia lungo il Brenta, appunto passando per il borgo di Mira. Devo dire, non perché voglia eccedere nella citazione, no, questa è troppo oltre, che il solo tra i moderni a recuperare l'indicazione delle chiose Vernon e quindi a chiarire la modalità del viaggio intrapreso da Jacopo per via marittimo fluviale è stato proprio Bellomo, il quale si è accorto della specificità narrativa delle chiose Vernon e ha spiegato come, se avesse proseguito la navigazione verso Mira, Jacopo si sarebbe salvato per la via più veloce di quella dei suoi assassini che invece lo inseguivano via terra e che lo sorpresero ad Oriago. Dunque, il dossier dei luoghi veneziani della commedia potrebbe proseguire con la menzione di Marco Lombardo, però controllo il tempo e sono circa a metà. Ci sarebbe da chiedersi che cosa abbia a che fare Marco Lombardo con Venezia, ma noi sappiamo appunto che secondo i primi commentatori questo personaggio, per altri versi misterioso, del Purgatorio di Dante sarebbe stato proprio un veneziano. Ce lo dice per esempio Illana, introduce uno Marco da Vinegia, e ce lo dicono ancora le sorprendenti chiose Vernon, le quali puntualizzano che questo Marco fu di Ca Lombardi da Vinegia addirittura. E poi la notizia passa ai commentatori cinquecenteschi come il Vellutello, il quale appunto ci dice che questo nome lombardo non è allusivo alla nazione, cioè alla Lombardia, cioè all'Italia settentrionale per intenderci, ma è un vero e proprio cognome veneziano, che ancora diciamo, è attestato a Venezia, quando scrive Vellutello, cioè a metà del Cinquecento, e appunto
indicherebbe l'essere Marco un gentiluomo veneziano di questa famiglia da Cal Lombardo. Oggi ancora ne sono molti a Vinegia. Ma il dossier dei luoghi di qualche interesse veneziano nella commedia può proseguire con questa menzione della Scola a Purgatorio 31, 94-96. Scola è un lemma da intendere nel senso di gondola, dalla origine di Scaula, e è spia, come ha scritto Francesco Mazzoni, dell'attenzione di Dante per l'ambiente veneto che lo circondava. Peraltro è una voce piuttosto rara perché è attestata nel solo Guittone prima di Dante, con lo stesso significato naturalmente. Dunque, procedendo, veniamo poi alla menzione di Rialto, in quella parte della terra prava italica che siede tra Rialto e le fontane di Brenta e di Piava. Dall'Ottimo, dalla chiosa dell'Ottimo che vi ho riportato, si comprende che Rialto non è necessariamente una sineddoche, come riterranno i commentatori cinquecenteschi e anche molti dei commentatori moderni, cioè piglia una parte per il tutto, come dice il veneziano Trifon Gabriele, ma può configurarsi come la memoria dell'antico nome della città, Rivo Alto, Rialto appunto, il primo insediamento di Venezia. E poi ancora l'ultima occorrenza veneziana che si possa registrare nella commedia è a Paradiso 19 con riferimento al conio di Vinegia. Devo dire che si registrano poi numerose altre occorrenze di Venezia, per esempio nei commentatori antichi, arricchite di particolari narrativi, e che non si riferiscono ai luoghi in cui la città è citata nella commedia, sono invece addebitabili alla cultura e talvolta anche all'esperienza autobiografica del singolo commentatore. Tra queste sono molto meritevoli di attenzione, a mio avviso, le glosse di Giovanni Boccaccio sul mito della fondazione troiana di Venezia o sugli argini che sarebbero necessari a contrastare le maree, una sorta di prefigurazione ante litteram del Mose forse, e glosse interessanti, dicevo, ma sulle quali non mi soffermerò appunto per ragioni di tempo. Ora, l'esame di questi luoghi della commedia, piuttosto corrivo e me ne scuso, da cui emerge la suggestione di una memoria veneziana del poeta, ha già in parte sollecitato l'interrogativo a cui facevo cenno, e cioè se Dante abbia mai realmente visitato Venezia, e in caso di risposta affermativa a questa domanda, se la presenza del poeta fiorentino a Venezia possa collocarsi in uno o più momenti precisi della sua biografia. Allo scopo di darci delle coordinate cronologiche, naturalmente dovremmo dire con certezza che se una presenza di Dante a Venezia c'è stata, essa è immaginabile nel secondo segmento della vita del poeta, che si fa coincidere con il periodo dell'esilio da Firenze sancito nel gennaio del 1302. Ora, tre tipologie di fonti si prestano a una ricerca che voglia ricostruire la biografia di Dante, e diremmo una biografia possibile, una biografia non certa, come suggerisce Inglese nel sottotitolo della sua vita di Dante, una biografia probabile, forse, ma non di più che questo. Quasi mai una biografia contenibile in un perimetro di certezza. Quindi è in questo campo di ipotesi che possiamo sbizzarrirci a tentare di verificare la tenuta di quello che potremmo chiamare un paradigma di compatibilità tra le vicende della vita di Dante e la sua presenza a Venezia. Secondo le indicazioni metodologiche che ci provengono dai sempre più fortunati studi sulla biografia di Dante, anche per la verifica di un'ipotesi veneziana, la nostra attenzione dovrà rivolgersi innanzitutto a queste tipologie di fonti: i documenti d'archivio, fonte privilegiata naturalmente perché relatrice di notizie non viziate dal filtro letterario dell'invenzione poetica, la stessa opera di Dante come si è visto, e le cronache coeve, che possono riportare notizie dotate di fondamento storico, quando siano indipendenti dalla fonte dantesca, cioè quando non siano esse stesse condizionate dall'opera di Dante, come a volte è dato verificare che avvenga. Ora,
Nell'interrogarsi sulla presenza di Dante a Venezia, gli studi hanno impiegato queste tre possibili tipologie di fonti per trarne delle conclusioni che sono state già in parte escusse attraverso l'analisi dei passi della commedia di interesse veneziano. Le conclusioni alle quali quindi dovremmo attenerci danno ragione di un duplice nucleo di interesse. Il primo riguarda l'episodio estremo della vita di Dante. Si potrebbe intitolare, prendendo a prestito la suggestione della famosa novella di Thomas Mann, La morte a Venezia, o, come sarebbe più opportuno dire, La morte da Venezia nel caso di Dante. Il secondo riguarda un periodo precedente, in cui si postula una sosta dell'Alighieri nei luoghi della Serenissima, donde egli avrebbe tratto tutte le eventuali tracce di un'esperienza autoptica della città che affiorano nel poema. A questo secondo nucleo biografico, ma il primo per ordine cronologico, potremmo assegnare il titolo sotto cui Paolo Pellegrini, un altro recente biografo di Dante, considera le possibili peregrinazioni di Dante tra Verona, Padova, Treviso e appunto Venezia, ossia In viaggio per il Veneto. E un terzo capitolo si potrebbe aggiungere a questa nostra storia di Dante a Venezia, che si lega alla già ricordata presunta epistola dell'Alighieri a Guido Novello da Polenta, che il poeta, delegato del signore di Ravenna presso il doge Soranzo, avrebbe inviato da Venezia nel marzo 1314. Un'epistola acutamente analizzata da Giorgio Padoan, che ne ha revocato in discussione la non autenticità, riaprendo un problema che merita una valutazione ulteriore, come ha osservato Bellomo. Questo ulteriore capitolo, visto il contenuto della lettera, che i più, anzi quasi tutti, ritengono un falso storico, in cui il presunto Alighieri deplora l'ignoranza del latino e del volgare fiorentino da parte dei veneziani e dichiara tuttavia al signore di Ravenna di volersi trattenere qualche tempo in laguna per visitare la città, si potrebbe da ultimo intitolare con un interrogativo: Dante anti-veneziano? Ora, contrariamente a quel che prescriverebbero le norme per la stesura di un racconto, inizierei dalla fine, e cioè da quello che è l'ultimo capitolo del romanzo della vita di Dante, per citare il bel titolo della biografia di Marco Sant'Agata, e cioè la morte da Venezia. I fatti sono noti, ma varrà la pena ricordarli brevemente, anche perché i contorni della vicenda appaiono, alla prova delle testimonianze documentarie, tutt'altro che certi. Dante morì a Ravenna, lo sappiamo, il 13 o il 14 settembre 1321, probabilmente nella notte tra le due date, e morì di ritorno da un'ambasceria veneziana, già messa in discussione da alcuni, ma sulla cui plausibilità non sembrano leciti dubbi, sostengono Chiarini e Mengaldo, e rincara la dose Petrocchi, biografo al quale mi sento di accordare grande credito, che l'ambasceria è sicura, ricordando come ce ne dia notizia Giovanni Villani in questo passo della Nuova Cronica. Nel detto anno 1321, nel mese di luglio, morì Dante Alighieri di Firenze, nella città di Ravenna in Romagna, essendo tornato d'ambasceria da Vinegia in servigio dei signori da Polenta con cui dimorava, eccetera. La notizia di un'ambasceria veneziana è quindi suffragata dall'intendibilità della fonte, che Petrocchi ritiene controllatissima e degna di tutta fede, come anche si ricava dalla precisione con cui Giovanni Villani ripercorre le circostanze salienti della vita di Dante nell'ambito di questo passo e che non ripercorro invece io per ragioni di tempo. Se la notizia del viaggio di Dante a Venezia non trova conferme documentarie dirette, per non farci bastare la testimonianza del Villani, potremmo però rivolgerci agli archivi per verificare se i rapporti diplomatici tra Ravenna e la Serenissima negli anni del soggiorno dell'Alighieri in Romagna, cioè tra il 1319 e il 1321, fossero tali da dare ragione di un'ambasceria polentana a Venezia. Come si evince dagli scavi d'archivio compiuti già a fine Ottocento da Corrado Ricci, autore di un importante volume sull'ultimo rifugio di Dante Alighieri, una prima ambasceria ravennate avrebbe raggiunto Venezia a fine luglio o a inizio agosto del 1321,
mentre la Serenissima, pochi giorni dopo, il 17 agosto, inviava un legato a Forlì per ottenere l'alleanza degli Ordelaffi in vista di un attacco navale contro Ravenna. Era il culmine di quella che chiameremmo una strategia della tensione, che rifletteva il pieno disaccordo tra le due città, come si ricava peraltro anche da una deliberazione del Consiglio dei Dieci, che degenerò forse addirittura in un primo scontro navale. Le ragioni del conflitto dovevano essere molteplici, come si ricava ancora dai reperti diplomatici del tempo, e dovevano riguardare la regolamentazione del transito delle merci, dazi, questioni legate ai dazi, il controllo dei traffici commerciali nell'Adriatico, eccetera. Ora, è in questo esatto contesto di conflittualità profonda tra Ravenna e Venezia che si innesta l'ambasceria di Dante a Venezia per conto del signore di Ravenna. Ora, secondo Padoan, è plausibile che Guido Novello, registrando lo stallo cui erano giunte le trattative e temendo uno scontro con la flotta veneziana che sarebbe stato fatale per i ravennati, avrebbe cercato di fare leva proprio sulla fama del poeta fiorentino, la cui opera letteraria, va ricordato, circolava da tempo per Cantiche, assicurandogli quindi già in vita un prestigio notevole, peraltro ben attestato in area padano-veneta, come dimostra la corrispondenza poetica con un maestro di grammatica bolognese, Giovanni del Virgilio, il quale era a sua volta in rapporti col preumanista padovano Albertino Mussato e forse con la stessa cerchia dei preumanisti veneziani alla corte del doge Soranzo, come il maestro di grammatica Giovanni Cassio, anch'egli corrispondente del Mussato. Insomma, Guido poteva avvalersi del prestigio goduto già dall'autore della commedia, la cui fama doveva essere ben nota anche a Venezia, come dimostra, ad esempio, la precocissima fortuna del poema nella città lagunare, di cui dà conto il patrizio veneziano Giovanni Quirini, contemporaneo dell'Alighieri, suo imitatore, che non solo compose un sonetto in morte di Dante, ma con altri versi si fece carico di sollecitare Can Grande della Scala affinché desse alla luce Il Paradiso, come è noto, dedicato allo Scaligero e rimasto inedito alla morte improvvisa del poeta. Dunque Guido Novello inviò Dante a Venezia con l'intento di scongiurare una guerra adriatica, e non è certo se questa fosse addirittura la prima volta, dato che altre fonti non verificabili sostengono che negli anni del soggiorno a Ravennate Dante si era recato più volte a Venezia. Stavo guardando il tempo. Vai. Sì. Ora, non è chiaro neppure se questa ambasceria sia stata una sola, protrattasi per un certo periodo, o se addirittura ve ne siano state due distinte, alla prima delle quali avrebbe preso parte proprio l'Alighieri. Questa incertezza nasce dal fatto che è stato rinvenuto un altro documento recante la data del 20 ottobre 1321 che certifica la presenza di ambasciatori ravennati a Venezia in quella data. E in quell'occasione si gettarono finalmente le basi per la pace tra le due città, che verrà siglata il 4 maggio 1322. Ma Dante è ormai morto, già nell'ottobre del 1321, è morto da un mese e non può quindi figurare tra i delegati, sicché gli studiosi si sono chiesti se l'ambasceria di ottobre fosse distinta da quella guidata dall'Alighieri o una prosecuzione di essa, dovendosi ammettere in quest'ultimo caso che Dante a un certo momento abbia lasciato i colleghi delegati di Ravenna presso il Senato veneziano per fare ritorno anzitempo a Ravenna, forse proprio per la sopraggiunta infermità della quale sarebbe morto di lì a poco. Quest'ultima ipotesi potrebbe dare più ragione a uno studioso di fine Ottocento, il Torre, che sposta la missione di Dante a fine agosto o addirittura a inizio settembre. Questo tema ci riporta anche a considerare le modalità del viaggio di Dante, che potrebbe essere avvenuto via terra lungo l'antica Romea o, come credo certamente, decisamente più probabile, per via marittima, dalla marina di Ravenna, dove il Po discende per aver pace coi seguaci sui, direttamente alla laguna di Venezia.
Più incerto appare invece se anche il viaggio di ritorno abbia tenuto quel modo, dal momento che, secondo la testimonianza di un altro Villani, Filippo, le autorità veneziane avrebbero negato a Dante il permesso di tornare a Ravenna via mare, temendo che durante il viaggio l'Alighieri intercettasse l'ammiraglio della flotta della Repubblica e lo persuadesse a stipulare la pace con Ravenna contro la volontà del doge. Petrocchi bolla la notizia come leggendaria, attribuendola piuttosto al desiderio di Villani di esaltare le capacità oratorie di Dante, ma la notizia detiene forse un tratto non leggendario, in quanto una seconda fonte, Giannozzo Manetti, se ne fa carico, indipendentemente dal Villani, ribadendo che a Dante venne negata l'udienza presso il doge e che quindi, deciso a tornarsene a Ravenna, fu lo stesso Alighieri a preferire un ritorno via terra per il timore di trovarsi coinvolto nell'offensiva della flotta veneziana. Per esempio Padoan, che ha dedicato molti studi a questa questione, si dice tutt'altro che scettico verso la veridicità di questa ricostruzione dei fatti, che peraltro spiegherebbe con il transito per le malsane paludi di Comacchio l'infezione di febbri malariche che di lì a poco avrebbe condotto il poeta alla morte, per quanto anche sulle cause del decesso di Dante si debbano registrare ipotesi diverse al cospetto dell'incertezza documentaria con cui dobbiamo fare i conti. Alcuni studi recenti ritengono probabile che Dante fosse affetto da una infezione polmonare più che da febbre malarica. E non è neanche detto che la malattia fosse stata contratta durante il viaggio di ritorno, dato che, come abbiamo visto, è fondata l'ipotesi che Dante si fosse ammalato già all'andata o addirittura che contraesse l'infezione proprio a Venezia. Beh, comunque, come che siano andate le cose, quel che è certo è che Dante morì poco dopo il ritorno a Ravenna e che fatale gli fu proprio quell'ultimo viaggio a Venezia. Ed è forse consolatorio immaginare che Venezia sia stata l'ultima cosa o una delle ultime cose che gli occhi di un uomo straordinario come Dante hanno veduto nel mondo. Ora, fin qui si è discussa la questione dell'ambasceria del 1321, la quale però non dà ragione delle memorie veneziane affioranti nel poema, se queste derivano da un'esperienza autoptica. Viene quindi da chiedersi se prima di quell'ultimo viaggio Dante fosse già stato a Venezia e vi avesse potuto vedere le cose che descrive nel poema, a cominciare dall'Arsenale. Va subito detto che la datazione dell'Inferno e della sua prima divulgazione delimitano l'arco cronologico entro il quale Dante potrebbe aver tratto ispirazione dalla vista del cantiere navale all'anno 1314. Noi sappiamo, dal commento in prosa ai documenti d'amore di Francesco da Barberino, che la prima cantica, l'Inferno, detta Commedia de Infernalibus, era nota almeno in una cerchia di sodali del poeta sin dalla metà del 1314. Ed è peraltro utile notare che il Barberino, ghibellino fuggiasco da Firenze, fu proprio a Treviso e a Padova prima di rientrare in patria nel 1315, il che suggerisce ancora una prossimità geografica della prima circolazione del poema all'area settentrionale, Veneto, di nostro interesse, negli stessi anni in cui è probabile che Dante si trovasse già a Verona. In ogni caso, se Dante fu ispirato da cosa vista, come dice Petrocchi, dovette essere a Venezia prima del completamento e della revisione dell'Inferno, che è ragionevole porre fra il 1313 e il 1314. Alla luce di queste osservazioni pare molto improbabile che l'eventuale esperienza dell'Arsenale sia maturata nell'ambito di quella presunta prima ambasceria di Dante a Venezia, della quale ci dà conto la già ricordata controversa epistola dell'Alighieri a Guido Novello, recante la data, come si è detto, del 30 marzo 1314. Tralasciando i dubbi quasi insormontabili sull'autenticità di questo documento, rispetto alla cui discussione non è il caso di indugiare troppo, anche ammettendone per assurdo la paternità dantesca,
lo stesso Padoan, che era il fautore di questa tesi, si è trovato un po' in imbarazzo a dover ipotizzare che il ricordo vivissimo dell'arsenale veneziano, se acquisito dalla Alighieri durante la missione diplomatica del 1314, sarebbe dovuto entrare tra gli estremi ritocchi prima della pubblicazione integrale dell'Inferno, come dimostrerebbe, secondo lui, l'estraneità narrativa della similitudine rispetto alla descrizione della pena infernale dei barattieri, se non il cenno alla pece. A me pare una forzatura poco economica, sia per l'ipotesi di un intervento redazionale in extremis, sia per il rilievo sulla discontinuità strutturale tra l'immagine dell'arsenale e la descrizione della bolgia. Dunque, l'ipotesi, per quanto ingegnosa, è scoraggiata anche dalla scarsissima attendibilità storica del documento. Ma allora, è presumibile che Dante fosse mai stato a Venezia prima del 1321? E a quali documenti dobbiamo rivolgerci per cercare di ricavare indizi, se non prove, dirimenti in tal senso? Ancora una volta sarà il caso di affidarsi all'opera del poeta. In questo senso il testo di Dante ci è d'aiuto per Venezia, almeno nei due passaggi su cui mi sono soffermato prima e che sono quelli più interessanti, e cioè la descrizione dell'Arzanà e il racconto di Jacopo del Cassero. La descrizione dell'Arzanà è minuziosa, a tal punto da avere indotto molti a ritenerla l'esito di un'esperienza autoptica da parte del poeta, e tra questi il Bassermann, autore della più sistematica mappatura ideale dell'Italia di Dante, e ancora Petrocchi, convinto assertore che la fantasia dantesca ricalchi la memoria di una cosa vista. Inoltre, come già intuivano Chiarini e Mengaldo, concorre all'ipotesi che si tratti di memoria diretta una, cito, serie di dati cronistici relativi alla specifica struttura dell'arsenale ai tempi di Dante che confortano, perfettamente collimando, ogni particolare del quadro d'insieme. Fine della citazione. In altre parole, le caratteristiche dell'arsenale descritto nella commedia paiono coerenti con lo stato di espansione del cantiere navale negli anni in cui è presumibile che Dante lo visitasse di persona. All'ampliamento della struttura voluto dal doge Gradenigo nel 1303 corrisponde l'installazione di nuove officine, di magazzini più vasti, oltre all'ampliamento delle mura che cingevano il cantiere e che Dante potrebbe aver vedute erette o in costruzione. Anche la descrizione del paesaggio lagunare tra Venezia e Padova, arricchita da cenni ai luoghi e alle presumibili distanze tra essi, suggeriscono la validità della definizione di cosa vista data per l'Arsenale. Resterebbe dunque da stabilire quando si possa collocare un viaggio di Dante a Venezia, ben prima dell'ambasceria del 21. L'ipotesi più probabile interpella il biennio 1303-1305, già peraltro suggerito da Petrocchi e riproposto da Inglese. Sto cercando di... Incerto è se in quel periodo Dante fosse a Treviso, come ipotizzano alcuni, per mancanza di opzioni più credibili, o a Verona, come è stato rilanciato di recente da Pellegrini. Ma ai fini dell'ipotesi di un viaggio di Dante a Venezia nei primi anni del Trecento, mi pare si possa dire che cambia ben poco, forse con qualche preferenza per Verona, se consideriamo l'ipotesi che Dante venisse spedito in missione diplomatica presso il doge Gradenigo per conto di Alboino della Scala, il quale nel marzo 1304 aveva intrapreso una fitta attività diplomatica per rendere nota la propria successione al fratello Bartolomeo e avvisò in particolare Venezia della nuova alleanza stipulata tra Verona e Padova. A una di queste circostanze potrebbe quindi risalire una prima visita di Dante a Venezia come ambasciatore dello Scaligero. Allo stesso periodo, ove si ammettesse il soggiorno di Dante a Treviso presso Gherardo da Camino, risalirebbe la visita del poeta alla città e all'Arsanà dei Viniziani. A favore dell'ipotesi trevigiana potrebbe deporre, certo, e quindi mi avvio a concludere
con questa proposta, diciamo così, il quarto trattato del Convivio, dove Gherardo da Camino è ricordato come esempio di nobiltà. È l'ultima slide. Poniamo che Gherardo da Camino, eccetera, eccetera. La leggo? Poniamo che Gherardo da Camino fosse stato nipote del più vile villano che mai bevesse del Silio del Cagnano e la oblivione non fosse ancora del suo avolo venuta, chi sarà oso di dire che Gherardo da Camino fosse vile uomo? E chi non parlerà meco dicendo quello essere stato nobile? Certo nullo, quanto vole sia presuntuoso, però che egli fu e fia sempre la sua memoria. Mentre va detto nello stesso trattato del Convivio, appena 2 capitoli dopo, Alboino della Scala è menzionato al contrario per il difetto di tale virtù, cioè per essere manchevole di nobiltà. Se anche questo raffronto non basta di per sé a confutare l'ipotesi di un soggiorno di Dante a Verona presso Alboino, va osservato che la stesura del Convivio risale, parallelamente a quella delle Vulgari Eloquenzia, agli stessi anni 1304-1305 in cui, secondo Pellegrini, Dante sarebbe stato a Verona, dove non è impossibile, ma è difficile che egli si lasciasse andare a giudizi poco lusinghieri verso l'ospite Scaligero, che non era più l'amato Bartolomeo, ma appunto il vituperato Alboino. Mentre allo stesso tempo, senza alcuna pretesa che questo costituisca prova, si dovrà registrare la corrispondenza cronologica tra l'elogio di Gherardo da Camino nello stesso libro del Convivio e il periodo che secondo alcuni biografi Dante avrebbe trascorso a Treviso, dove Sile e Cagnan s'accompagna e dove, vale la pena ricordarlo, gli Alighieri mantennero relazioni durature nel tempo, come dimostra la vicenda del figlio del poeta Pietro, che proprio a Treviso trascorse gli ultimi anni della propria vita e morì nel 1364. Oltretutto, lo ricordo qui nei termini di poco più che una suggestione, Gherardo da Camino, detto il buon Gherardo, è citato a Purgatorio 16, nella cornice dei Superbi, tra quei signori dell'Italia del Nord, ancora vivi ma di antica nobiltà, i quali desiderano ardentemente che Dio li faccia morire, riservandoli così a una vita migliore. Sono Corrado III dei Conti di Palazzo di Brescia, Guido da Castello dei Roberti di Reggio Emilia e appunto Gherardo da Camino, capitano generale di Treviso. I critici sottolineano come l'alta opinione che Dante ebbe del da Camino si dovesse all'ignoranza del sentimento filoestense di lui e del coinvolgimento col figlio Rizzardo proprio nell'omicidio di Jacopo del Cassero a Oriago, ma anche dell'amicizia con l'odiato Corso Donati. A me pare che nel giudizio del poeta, coerente nel valutare la nobiltà d'animo di Gherardo dal Convivio alla commedia, prevalga il peso della fama del trevigiano come protettore di letterati e artisti e come queste considerazioni, seppur nell'assenza di prove documentarie, incoraggino a considerare quantomeno plausibile la residenza del poeta a Treviso sotto la protezione di Gherardo negli ultimi anni di vita di questi. E mi pare che anche questa ipotesi ben si accordi con quella che vorrebbe l'Alighieri visitatore di Venezia, forse anche con una qualche veste di ufficiale rappresentanza del da Camino, e ben prima delle ambascerie certe o presunte del 1321 e del 14, ossia appunto fra il 1304 e il 1305, tenendosi conto delle eccellenti relazioni diplomatiche che il nobile trevigiano intrattenne con la Repubblica di Venezia. Le date e le circostanze corrispondono anche all'ipotesi che agli occhi di Dante si mostrasse l'arsenale non già nella sua struttura primigenia, ma in quella più maestosa che si deve ai lavori di ampliamento inaugurati in quegli stessi anni, e magari che la caotica operosità descritta dal poeta in Malebolge corrispondesse finanche allo stato di lavori in corso che egli avrebbe potuto certificare coi propri occhi in quegli anni. Di più e infine il nome di Gherardo sembrerebbe legarsi poi alla seconda, più viva e dettagliata memoria del territorio veneziano di cui si dia prova nella commedia, cioè l'assassinio di Jacopo del Cassero in viaggio da Venezia a Padova lungo il Brenta. Ancorché il racconto dantesco della vicenda si attesti su una posizione antiestense, quindi opposta a quella del da Camino, non si può escludere, anzi pare probabile, che l'Alighieri accedesse alle informazioni su quel delitto e sul territorio lagunare che ne fu scenario proprio in occasione del soggiorno trevigiano,
E poco importa che il coinvolgimento di Gherardo avvenisse sul fronte opposto, poiché non è detto che Dante dovesse essere al corrente dei retroscena politici, oltre che dei fatti di cronaca. Da ultimo, veramente, se è vero, come sostiene uno dei più antichi commentatori, come il bolognese Jacopo della Lana, ripreso poi dall'autorevole Benvenuto, che Marco Lombardo era un veneziano originario della Marca trevigiana, allora l'episodio purgatoriale, con il ricordo di Gherardo affidato proprio alla voce di Marco, parrebbe alludere anche a un legame tra la Marca e la Serenissima, qui plasticamente reso nella poetica rappresentazione dei due personaggi, Marco Lombardo e Gherardo da Camino, ma ascrivibile anzitutto all'esperienza biografica di Dante, che a Venezia potrebbe aver messo piede durante il proprio soggiorno nella vicinissima Treviso. Grazie. Beh, io penso possiamo ringraziarlo a nome davvero di questa bellissima ricognizione, devo dire, ringraziare tutti Luca Lombardo. In una situazione, non so, chiedo alla Presidente se secondo lei è possibile, e anche ovviamente fare qualche domanda, dare spazio, o meglio di no, e allora lo faremo fuori, giusto? Vedo 5 minuti volentieri. No, posso dire solo una cosa, Luca, che avendo sentito purtroppo non di persona perché non potevo, ma in streaming la conferenza, cioè la lettura proprio del canto XXI, quello delle Malebolge all'Arsenale, Serena Fornasiero si poneva proprio il problema nell'introduzione all'attore che lo diceva, che diceva il canto, diceva, beh, se Dante era di persona, bisogna vedere, doveva essere inverno. E lì faceva entrare tutta una serie di cose di illazione. Non so se puoi dire una cosa di questo genere, solo a questo punto qua bisogna vedere perché l'arsenale che viene descritto nel XXI è l'arsenale invernale, cioè dove tutto il lavoro... Sì. O no? Sì, confermo, e in realtà conferma Dante, perché lo si legge nel testo e i commentatori antichi si soffermano molto su questo aspetto curioso, se vogliamo, legato anche alle consuetudini, alle prassi del cantiere, e che appunto prevedevano che le riparazioni, così come le costruzioni delle nuove navi, si facessero in inverno, visto che invece in estate, per le migliori condizioni del tempo, si navigava. Non c'era tutta questa pece. E è ragionevole immaginare che si trattasse di uno di quegli inverni lì, se Dante veramente c'è stato, come mi pare probabile, anche soltanto banalmente facendo nostro l'assunto per cui chiunque almeno una volta nella vita è stato a Venezia, e che dovrebbe poter valere anche per Dante, tanto più in presenza di indizi testuali, se non probanti, significativi. Insomma, grazie, davvero. A voi. Io penso che possiamo fargli un altro applauso e ringraziarlo davvero di cuore, perché è stata una bellissima lezione. Grazie. Grazie, bravo. Grazie.